Siamo a San Vendemiano, polmone verde dell'impianto qui al comune, appunto polmone che ci porta a campo di calcio, ma ci porta soprattutto a questa bellissima pista che è stata sistemata qualche tempo fa ed è sicuramente di pregio e di valore anche e soprattutto per l'ATL Etica e anche e soprattutto per Andrea De Lazzari. Buona giornata Andrea. Buona giornata a tutti. Diciamo che questa è la nostra casa perché è il nostro stadio più bello, che in questo momento siamo nati qui, l'abbiamo visto trasformarsi da una pista in asfalto con un grande e importante lavoro e contributo dell'amministrazione pubblica, che ha una sensibilità incredibile come comune di San Vendemiano per lo sport. È una pista azzurra che richiama il concetto dell'Italia e la tradizione delle piste rosse, quindi le pedane. Come vedete, magari alle mie spalle vedete anche una squadra che si sta allenando dei nostri ragazzi, squadra ragazzi e ragazze, ma sei orgoglioso di quello che i ragazzi, ragazze, atleti, atlete hanno fatto in questo periodo, perché mi pare che siete super titolati, diciamolo pure. Ma sì, devo dire che quest'anno è stato un anno in cui l'obiettivo per le categorie giovanili delle maschili e femminili ragazzi e cadetti e cadette, gli obiettivi erano centrare le finali regionali, che è sempre difficile per ogni categoria, e in realtà la TL Etica ha vinto, cioè è riuscita a centrare questo grande obiettivo. È l'unica squadra trevigiana che ha portato 4 squadre alle 4 finali regionali, aggiungendo una quinta finale nelle prove multiple cadetti maschi, vincendo poi anche il titolo regionale con Mattia Ortolani nelle prove multiple, dopo averne vinti anche 2 negli individuali, nei 300 ostacoli e nel salto in lungo. Uno dei nostri atleti forse più a livello giovanile più rappresentativo, mentre per la categoria ragazza abbiamo una ragazza giovane, la De Biasi Teresa, che nella velocità e negli ostacoli, nel salto in lungo, è tra le prime prestazioni regionali e quindi abbiamo buone opportunità. Abbiamo l'altra cadetta Nenè Sane che vince proprio il triplo domenica scorsa a Vittorio Veneto, e quindi abbiamo 2 titolari che rappresenteranno il Veneto con la maglia del Veneto, e noi siamo orgogliosi di imprestarli al comitato regionale, uno la ragazza nel triplo Nenè e Ortolani nella gara delle gare degli atleti più importanti, cioè le prove multiple. Dovrà fare 6 gare in 2 giorni e lì si misurerà con gli atleti più completi d'Italia.